Rivazzu taruno bielo buinoro dal mio di settembre, in dulacchi chiatin che stos monza no dis chiamados di Niov, spolverados di Niov, i vin capit che l'estate sta finint e la tom sta rivant. Pensate che si rivazza casù al rifugio o ricovero, cimut che diceva un viaggio Pier Fortunato Calvi, per chiacchierare de storia di questo rifugio storico e sono tutte guidos alpinos. Ecco, vima qui Ettore Pachner, un gestore storico, sono quasi 50 anni che è a Casù. Intanto, lo saluti con salut sapadin. Gelopsis Christis, Ettore. Alle il più bel salut che hai sentito. Che vuol dire in italiano? Sia lodato Gesù Cristo col nome di Dio. Bellissimo. Quando venivi in sapato da Puemuto, e sentivi che salut scambiato per i vecchi, scomonti di mancul. Ma l'è come ancora in vigore questo qui. Per fortuna. Sì. Allora, Ettore, continua un tic di storia di questo rifugio. È stato creato ufficialmente il 26 di settembre del 1926. Insomma, sono quasi 100 anni. Sì. E per che occasione avevo invitato per fin la banda musicale dal di Forniavoltri. E all'ero maestro in quel viaggio Federico Vidale, appena tornato dall'America, con le nuove tecnologie dall'insegnamento di musico. Ma io mi domando, Ettore, c'è molto che varan fa 100 anni, arriva su, pazienza i musicanti che avevo la diambo buino, con strumenti. Fatto sta che questo allo testimonio una biela fotografia che riguarda. Ecco, i primi gestors, non sai, tu non ti penso, vediamo se possiamo fare un tic di storia di questo rifugio. Io sai che un dei primi deve essere stato Annile e Elena, Giovanni e Elena Sollero della stella alpina di Sleipner, Annile si chiamava. Allora Ettore, io intanto mi ero iscritto di Cecchietà, sì. Dopo tu mi conterai la tua esperienza. Bene, sì. Prima mi piacerebbe dire che l'ha scritto Aldo Larice in occasione dall'Am de Monte al 2002. Lui scriveva che dai Monti della Carnia, l'essenziale dimensione dei rifugi scopre la romanticità del ricovero, gioia per la salvezza delle intemperie, calore per incontri semplici, intriganti, indimenticabili, la dolcezza di un fuoco colorato ed illuminante. E io ireonc anche il bomacet degli stuars come Whiteris. Allora tu, Ettore Pachner, insieme a Giulio Galler,
dal lontano 1971, insieme alle loro femmine Rosina e Anna, Source, e tacca la bella avventura di gestire questo rifugio. Ettore tutto eros di professione boscador, come to pari. Giulio invece era emigrante e pittore. Ma c'è molto che avevi pensato di fare questa società in alta quota? Sono state chattate da Luigi Pachner come del soccorso alpino, ma tutti dentro nel soccorso alpino, e come quella volta là Luigi ha detto dai, ciappai su questo rifugio, sì, che lo dica a voi altri, perché era già un altri dalla Val Pesarina che voleva chattare su rifugio. E allora l'hanno dato a noi altri e così si è andato avanti. Ecco, dici Ettore che dal 1953, così mi hanno detto che chi lavorava in Diavo a chi a Bass, che avevo scritto da Diavo proprio dal 1953, che era proprio Luigi Pachner, questo guido alpino, insieme con suo fradi, che gestiva il rifugio. E mi dicevo anche Fausto che ero fari a chi avevo 17 anni, che in quel viaggio Luigi aveva un to di moto, portava su un ticchi vivers, un ticco la moto e un ticco per sacco. E fa il conto che mi contavi sempre, Luigi, che il chattare giù sopra il bivio, che aveva una baracca, così ciappavi su una damigiana di vin e per portarla fin alla baracca e via al Fortini, via in Passo di Oregone, con 50 kg veniva su e portava fin per la Financio. Ecco, disin che a chi soro il Passo Oregone ero la casermetto de Financio, che ero a guardare ai confini. Sì, guardare ai confini. Ecco, disin che con tutta quel che ero la Financio, dal 66 ero venuti terroristi, dal 24 settembre del 64, ero venuti terroristi dal Tirol, che Bolzanims rivendicavo le radici facendo saltare i tralizzi di alta tensione. E a cima Vallona andiamo a Cincalpins. In quel viaggio lo ricovero l'ero gestito da un financiato in pensione. Giovanni Sartor, che lo chiamavi Sninghile, e da sua femmina Hilda, da Siest Pusterio. Ecco, tu non tutti in penso, spero... No, io penso che era in loro, ma non sono stato mai così lontano, perché dal paese, e l'era lontano, veniva qua su. L'unica roba che si lavi qua via in cadene a stelle alpine, che si vendeva ai fioristi, perché i fioristi pagavano bene, che i fioristi facevano quadri. Così. Boh, ma allora, dato che tu non tu eri, ma io ieri a chi, no? E squem riguarda che serado dal 24 settembre, in là che a chi viene la diavo da Rosso Peralba, uno diavo di marmo che è proprio qui di fronte. Resta rosa. Bravissimo, questo era il suo nome per film in latino. Ecco. E io a 17 anni ero venuto a fare la cogo, perché prima di me ero entrato in gravidanza, allora mi hanno domandato a me di venire su. E mi pensi anche di Attilio, Agostino e Giulio, e avevo la metà che ero in coscrizio. Quando passavo e veniva a bevi la birra, si fermava che avevi il prefabbricato sotto qui dal rifugio. Allora Attilio che suonava l'armonico a Bocchio, un riguardo bellissimo. Allora, tornando in Chessero dal 24 di settembre, noi avevamo il generatore di corrente per luce, però modesto, allora il tecnico, e noi l'uscieravo. A me mi piaceva ieri, e avevi 5 stiandello sul comodino che avevi la mettiamero in bando, e gli operari, quando erano 15 operari, avevo questo grande dormitorio, e senti intorno a me sbarà.
E il capo, che era Piero di Canova, dice: i sovrivazzi terroristi, studai tutto. Io penso che in che sero il cuore a me è saltato proprio, che è stato un rubo impressionante. E vi veduto che avevo tratto razzi illuminanti e a chi devor lo rifugio avevo sbarato. Non si è capito se ero per spaventare la int o c'è idea scrivevo. Però savin che a Cima Vallona andero 5 alpims di guardia e sono stati scopati. Sì. Ecco, che riguarda, per fortuna come Ettore, che io confino si sono da verzi. Sì. C'è di tu? Bien. No, fortuna che si arrivati già no altri, che volte, e era ancora un team di confine nel 70. Ma ansierat sulla casermette che l'anno che si arrivato noi han serrat e venivano su così la financio forse qualche colpo stato non di più. Beh, Ettore, in quel viaggio non ero i traffici come andero colonios, gioventù, mulario, ero io alpins che veniva a fare le manovre, il campo estivo, i vedevi passare, non ero che il traffico, io mi penso di Ninghile, di Sartor, che passavo là io e dicevo, e voi a fondo, se torni su a mia di per fare da merindo, ma di sicuro che non ero che il traffico ero qui. Però tu e la tua femmina, insieme a tuo cugnato e a tuo cugnato, vi ho gestito questo rifugio. Ecco, c'è mutere strutturata che tempo? E che quel tempo non era tanto bello, stato ben. Fortuna avevano avuto la femmine che aggiustavano questo, che altri, lavavano, e stendevano fuori coperte e tutto stato a sol e lavavano di tutte le bande stato dopo avevano qua l'era il pavimento tutto quanto marcio avevano detto dai facendo altri pavimenti e allora con le femmine con le carriole tira giù dal ghiaion che su ma da quanto 2 dis o 3 avevamo portato giù il ghiaion, avevamo fatto il plan e io mi ha aiutato Giulio e un altro vecchio che era qua di Trieste e ho messo su un pavimento al manco che era di sì. Ettore, sono contento che tu hai un grande stimo e ammirazione per le femmine, Anna e Rosina. Rosina, la tua femmina, ha dato 6 figli meravigliosi. Ecco, 6 figli, la prima Ivana, dopo aveva Renata, che l'aveva qui, che la Sintarim. È uno bielo covado, tu hai avuto. Dopo aveva avuto Marzia, Erika, Alba e Marta. Però tu, Ettore, tu avevi la mania dal maschio. E quando ti è nasciuto la quinto figlio, Alba, e tu eri a lavorare sotto in avanzo. E quando tu hai avuto la novità, tu hai stolito la motosega, tu l'hai stratto da chi a ventilare. Tu scettavo sempre che benedetto maschio, ma tu hai avuto 6 figli meravigliosi. Sì, grazie, che sono a volte mi ha aiutato tanti. Tanto. No. E anche tanti a Anna che ha con Rosina tira su, ha aiutato a tirare su che frutte. Anna non aveva figlie che volte e allora si aiutava insieme, sì. Allora Renata, come che ci viene avuto in dimento aninca Renata. E volevi i tiati ta registro a chi dei rifugios, a Vallapeno, jesto tu, c'è che l'ha scritto Spiro della Porta, no? Che era che grande accademic dal CAI, che il 21 di
agosto del 79 è passato per Rifugio Calvi. Ecco, io tu c'è che l'ha scritta vale la pena, tanto per dare un'idea, dice che era il rifugio, perché che la Indi Monte sempre riservato, non dice mai c'è che penso. Allora, io nel 79 avevo 6 anni, perciò sicuro non mi ricordo, insomma. Però lui scrive qua: tornato dopo qualche anno di assenza, ho trovato il Rifugio Calvi trasformato, letti comodi, ambiente accoglienti, insomma un arredamento, un'atmosfera, tra parentesi, quali veramente vanno bene per i rifugi alpini. In questo momento di marasma, in cui i rifugi troppo spesso sono diventati alberghi turistici, in cui troppo spesso la montagna viene sporcata da turbe che di alpinistico hanno solo e non sempre la divisa, il Calvi e la zona meravigliosa e selvaggia del Peralba, che a Denis avanza, costituiscono ancora un regno incantato per chi ama la montagna. Voglio qui congratularmi e ringraziare i gestori del rifugio per la trasformazione che hanno saputo dare all'ambiente e per l'atmosfera alpina che hanno saputo instaurarsi. Spiro dalla Porta Axidias. Ecco, no bielo testimonianza Renata. Allora io sai Renata, tu continui insieme a tuo agno, a tuo pari, e a tuo cugino Cristian, tuo pari seppur ha lavorato un ovito, ecco, però mantiene sempre collegamenti, rifugio sapado che supporta su vivere, se no chi non si mangiaresse. Ecco, e le donzelle. Bom, allora sai che tu hai un grande leam con Caterina Tamussin da Rifugio Marinelli. Allora mi dicevo Giorgio, il padre di Caterina, che a 11 anni la leavo al pal de bandiero, la demenio. Ero talmente vivordo perché la chiattavo o sul tè da ricovero o se no incretato se pidiuce. Tu avevi vostro mios che tu sei arrivato qui. Io avevo 40 giorni che mi hanno portato qua su. Allora non ti hanno legato a 40 giorni? No, non mi hanno legato, no. Però mi racconta sempre, io mi ricordo che c'era un cestino verde a grigliate così e ci mettevano dentro. Hai anche una foto, tu eri dentro. Sì. E poi, il papà mi ricorda che avevano un cane, la Monia, che guardava di noi, che si sapeva che oltre il muretto non si poteva andare, anche perché il papà, si era piccoli, ci metteva con la testa in giù e si sapeva che da là non bisognava oltrepassare quel limite. Poi forse perché eravamo femmine un po' più tranquille, allora non si era tanto. Ettore, tu la sai tirare su proprio bene? No. Primo colpo, quando era il primo anno qua su, le prendevo per di dietro qua, tac, le buttavo fuori dal tecatolo fuori. La clutorio di Civinciarnelli. Ecco, e che tu sai che tu non tu posso andare più avanti di così. Insomma, vi capite che sono tirato su bene. Ma allora questo tuo scelto di vita, tu assist a tuos 5 ore e continua a fare altri lavori, non ma tu hai scelto di venire a gestire il rifugio. Perché? Innanzitutto, a parte quando abbiamo cominciato d'inverno si lavorava giù alla Pista Nera, che abbiamo un ristorante dove adesso c'è Ivana e Alba, le mie sorelle. E poi d'estate si veniva qua su e poi d'inverno si tornava giù. Poi abbiamo allargato negli anni, negli anni 80, 90 abbiamo allargato, abbiamo cominciato ad aprire anche d'estate, a me è sempre piaciuto venire più qua su, insomma, perché qua viene gente unica e molto alla mano, insomma, anche se è raro. Poi è la nostra seconda casa, come ti dicevo, qua su per noi è una casa, insomma, una vacanza estiva, ecco. E poi sicuramente se a uno deve esserci tanta passione dietro, tanti sacrifici, perché io ho un marito, la zia ai tempi, ma comunque ci sia famiglia, chi uno, chi l'altro, Cristian anche ai bambini, il babbo, la mamma, ma
vede di scappare sempre e insomma così, insomma, bisogna avere un po'. Renata, tu staccherai dal marito, uno guida alpino chiarnielo dal for, a ti ha affascinato. Disimi son come io mestis di scis, sapadins in via abbronzati, bielos personos, e mal di magi che sto int. E prima tu mi hai scontato che quando tu gestivos la pista nera, che è il ristorantino rustic, Riccardo del Fabbro, che lo sintarin dopo, al partivo col parapendio, con Carlo Cecconi alla Suda Sappada 2000, all'atterravo di fuori, lato baita, chi faceva la dichiarazione. Uno rubo unica. Difatti l'ho conosciuto così d'inverno lì e poi d'estate quando abbiamo aperto è venuto qui, poi si è lanciato dal Peralba e da lì siamo diventati morosi, insomma. Morosi e come uomo e femmino e chi lei sa torpa al mondo quanti può dire. Sì. Tu mi conterai salk dopo come din la peravola to agno che è in bando allora vi manna Anna Graz, ecco, e vende cima sappada Zepodena si dice in sappadina, ma mi piace questo vostro lengo che è un lengo particolare e se non si capisce è caldo. La tonone del bando di Tomari vende a Frasseniot. Brunasso? Ecco. Allora tu, Anna, chiami tutto il nome di nonne allora. E tu mi conterai di un incontro che tu hai fatto, che ti ha lasciata, che tu lo porterai in avanti finché tu vivi. A chi all'estate, il Papa Giovanni Paolo II. Contimi di che giornata. Era troppo bello quel giorno, veramente bello. Qua a rifugio eravamo io, Erika, cioè aveva 16 anni, mia figlia Heidi, che aveva 6 anni, e Giulio, ma Giulio è andato in Austria di mattina a prendere il burro. Nel frattempo che lui era via, era molto una bella giornata. Calda, bello, sole, tutto azzurro e nessuna gente. Ci siamo chiesti io e Erika come mai, perché laggiù in fondo al bivio c'erano tante macchine nere ma non si vedeva la gente. E sono andata qua sotto a buttare fuori i sassi per la strada perché erano troppi e si rompevano le macchine o le moto, quello che si aveva a quel tempo, addirittura anche un'ape. E però nel frattempo è rimasta qui Erika e non c'era nessuno. Veniva su dal bivio una jeep bianca, però erano i vetri oscurati. Veniva e scaricava qualcuno alla cappella. Tornava giù e ritornava su, finché li ho anche ripresi. Ho detto che non possono salire perché è per il rifugio, se no sclassificano il rifugio. E loro dicevano no, possiamo salire noi. Vabbè, corro su a vedere da Erika chi sono questi che non vengono su e nessuno si presenta. Continuano la strada per andare in cima al Peralba, sta coda di gente. Non si sapeva niente chi fosse, però Heidi l'aveva visto di mattina e le ha anche parlato, ma non mi ha detto niente, era piccola. Alla sera è passato tutto il giorno, pomeriggio è ritornato Giulio, ho dovuto chiamare nel frattempo il tecnico perché mancava tutta la luce di colpo che non si sa perché. Il tecnico è arrivato a piedi e Giulio nel frattempo è tornato dall'Austria con il burro. Si bevevano tranquilli qua una birra perché era veramente caldo. In quello arriva un poliziotto e fa in quanti siete a Giulio qui nel rifugio? Ma noi la piccola, noi e l'Erika e noi due. Perché preparatevi, arriva il Santo Padre. No, fa Giulio, fammi ridere, dove? Non c'è l'elicottero, non ci credeva. No, vadi a vedere. In quello lui prende Heidi per braccio, per mano e la va fin fuori all'angolo del rifugio e guarda in su. Era il Santo Padre che scendeva. Era vero. E allora cosa facciamo?
Ah, niente fa, siete normali, rivolgetevi a Sua Santità, normali, e parlate normali. Ma è un bel discorso, parlare normali. In quello l'ha fatto entrare, si sono fermati qui al banco, che era diviso quella parte, tutti emozionati, si sa. Era anche sto tecnico dietro del Papa e non parlava proprio. Allora Santo Padre, che viene nel nostro rifugio, un onore, insomma, le ha parlato, un onore unico. Lo facciamo accomodare in sala e allora prende a posto, allora si è seduto lì che non avevamo ancora la panca, la sua sedia. E cosa le possiamo offrire? Di tutte le cose, il tè. Ci è venuto in mente e allora le ho portato sto tè, ma anche senza zucchero. E ho detto subito: Erika, corri a prendere zucchero. È andata a prendere, l'ha bevuto volentieri e anche Giulio. E intanto si è interessato tanto dei confini, del Peralba, di quanti anni eravamo qua, di chi lavorava nel rifugio. Allora gli ho spiegato con le 2 famiglie, con i figli, e dove sono? E dico, li ho mandati tutti a Farfieno e Torre in Bosco e noi soli qua, non c'era da fare. E allora gli ho raccontato i nomi e gli ho chiesto se ci dà una benedizione prima di andarsene. E lui ha detto: dove passo io è tutto benedetto. Pensa che roba. Ha parlato per tedesco con Giulio, per italiano, molto bene, e si è interessato tanto della guerra, quello che Giulio poteva saper rispondere. Probabilmente lui voleva vedere dove hanno passato la guerra e per questo forse è arrivato su al Peralba. Perché so pari all'estate in Vuero a Chienti e il museo di Tamau riporta una fotografia di Puestia, mi pare. Ma che papa buon, che papa ci ha lasciato al cuore a distanza di tanti anni, ora di voi tu ti commuovi. Sì, perché parlando con lui dava una pace, una roba indescrivibile. Non ti va più via, bella. E lui è arrivato fin sulla Mont e difatti al dice che queste montagne suscitano nel cuore il senso dell'infinito, con il desiderio di sollevare la mente verso ciò che è sublime. Ecco, un'esperienza unica. Ci pensi tu l'ha dato e là? Mamma mia, diceva solamente che bello, tanti fiori, che bello. Continuava a dire questo, però i suoi fotografi avevano chiuso anche le tende della sala per aver paura che nessuno le faccia niente, o forse avevano paura, non lo so. Era molto contento. Allora, masso ben voluto, non potevo fare dal nuio. Pensavo anch'io questo. E le fotografie che dopo il nostro tecnico al Celestino alla Cerarà di fa vedere a questa televisione che vi in video telecarnia, che ringrazio di cuore, di essere venuto su a casa Anna, al rifugio più della regione, come che sapete è passato in provincia di Udine, io e bravura, non sai guai. Anche siamo ben contenti, ben contenti di essere in Friuli. Difatti Ettore ha la tentativa di chiacchierare a Cerniel, Anna forse parlarlo. Ho mia figlia Ovaro, ma non so parlarlo, capisco ma non saprò mai, penso parlarlo. Sa tu Anna, tutti i commercianti vacci di Sapado, all'ero Benetto, all'ero che il Deluscia, la Iu, i chiacchieravo, Cerniel, Taliam e Tadesi. Sì, anche io ho lavorato in Tel Bosco con Carniel, con Albano, Del For, con Del Fabbro, con Nicolino, con Livio, abbiamo parlato, un tic, qualche volta qualche strambolotto anche dentro, ma plan rivin. I suoi amici, tu hai portato e ci vai, che tu strozzavo sta bosco, te mettiaso, che ero mio marito tutto contento, a ospitare ci vai Sapadims. Ande sempre stato le am. La mattina con i vavi erano pronti di andare a lavorare, che Tomari l'aveva già
governat e anche strigliatia. Strighiate, ci parecchiavo la snappa. Sì, ci va la snappo sul tavolo e adesso tu puoi andare. Alle 6 di mattino. Volevo dire ancora una cosa. Giulio era talmente fiero di questa visita, quando lo vedeva in televisione si emozionava sempre. Avrebbe dato tutto. Beh, ha lasciato un segno a tutti noi, Anna, e penso che per White sia stato un rubo unico. E vuobinoro Cristian mi si rivazzu e snu fieri naki avedio che sto smonz già spolverados di Niov. Già lo scenario è un grum suggestivo. E in settembre è arrivato la primo Niov. Ecco, tu sei figlio di Giulio Galler, che è stato il pionier insieme a Ettore con la sua fameos, che che continua a gestire questo rifugio. Ecco, ci vuole dire, tu hai fatto anche tu una scelta di vita di gestire il rifugio, tu sei maritato, hai 3 figli, ci vuole dire per te vivi a Cassù, a questo quoto, per questo pues meraviglioso. Beh, noi siamo nati qua su, praticamente siamo già venuti su, che eravamo piccoli e facevamo un po' come le mucche. Venivamo su in giugno e tornavamo giù in settembre. Intermezzo niente discese. E quello devo dire che fino a un 14 anni che non è saltato fuori il motorino per cominciare a poter andare un po' su e giù, sempre per via degli amici, ecco, perché erano giù, intanto veniva su, ma quella è stata un po' dura come vita. Dopo da là in poi si comincia a aprire un po' gli occhi, apprezzare le cose di qua su, della vita d'alta montagna e che si può avere più cose, nel senso sia lavoro che poi una passione, no? Chiaramente sempre un po' portata dai genitori, no? Che sono comunque da una vita qua su. Toppari Giulio, non lo posso smentare. E si fermava, come chi dicevi prima, con Attilio che suonava l'armonica a Bocchio e Agostino, suo amico, 16-18 anni, a Bassi, nulla che viene prefabbricato di diavolo. Era una persona splendida, all'ero. Ci ti hai lasciato? Dio, quello che un po' lascia appunto è un po' una cosa difficile da spiegare, nel senso che è una cosa più interna che viene fuori un po' col passare dell'estate, succede un evento, l'altro, il terzo, soprattutto in questi che ci toccano di più come Lugao, dove tutte le cose erano, gli avvenimenti venivano di ogni giorno, ogni volta fatti. Giulio al vivevo per Monte, gli aveva la Monte, gli avevo la vita lui. Ecco, all'ero tanta cat. E la Toffiolancio, Trojagna e stai volantera che sono stato, mi ha detto che sono appena lazio. Sì, intendi la Fiolancio e figlia. La figlia, perché qua stiamo appena entrando un po' nel dialetto, no? Io che Ettore al Ciacaro Ciarneglio, di impararlo anche tu. Lui è un po' più avanti. Sì, no, i miei figli si chiamano Julian, Samuel e Bernadette e hanno 7, 5 e 3 anni. Complimenti, la Chiarno e sapado no more. Disin che io nonno si sono i famosi Boccinger Faris, che 2 anni fa, proprio con questa televisione, vi hanno fatto un bellissimo documentario. Insomma, sono radì saldos. Sì, i fratelli loro, come
lavorazioni del ferro. Adesso Fabrizio che è entrato, che sta andando alla grande, sta avendo molto successo, che lo chiamano dappertutto a fare dei lavori, sempre con l'aiuto anche del papà, di Fabio. È una cosa molto importante anche per il paese, soprattutto per le nostre tradizioni, che loro sono molto attaccate, no? C'è Montesellaro alla stagione che sta giù, Cristian? Beh, diciamo che agosto è andato bene, diciamo che la stagione si stringe tutta quasi ad agosto. Il luglio è stato un po' più tranquillo rispetto forse agli altri anni, e il giugno è andato un po', diciamo, a fine giugno, con l'apertura un po' della strada dopo il grande disastro dell'uragano Vaia. Però devo dire che anche là abbiamo avuto una grande mano dalla regione, dal comune, è stata gente a lavorare che bisogna, tanto di cappello, perché ci hanno messo il cuore, il tempo, l'anima e anche... E hanno destato tanto solidarietà. Sì. Allora sin sempre in te rifugio Calvi, te salo che chiamato di riguards. Devor di noi vivo uno ciampano unico. Anna, c'è ciampano che gli? Questa ci è stata donata dalla Carinzia, quanti anni fa, nel 90. È stata una bellissima festa e loro avevano il piacere di fare un gemellaggio con noi. E questa campana è stata donata e abbiamo fatto una messa assieme a tutti gli austriaci e una bella mangiata con tutti. E sta messa è stata fatta giù in cappella, dove hanno attaccato anche la campana. Da lì l'hanno spostata, era attaccata sotto il tetto, e l'hanno messa qui. E ogni anno, per tanti anni, venivano questo che ha sto Gunther, come si chiama? Insomma, ci scriveva e veniva a trovarci, veniva incontro a questi di Lugao, ha scritto un bellissimo libro con tutte le foto, andava a riceverli da Sappada e si spostava a Lugao, dove arrivavano, e lì li riceveva di nuovo. Insomma, una persona molto... Un leam forte. Allora Renata, però la Ciampano, oltre che esteticamente bielo, ha un particolare che di. Sì, no, è giusto, perché tanti vengono qua e cosa fanno? Per il piacere di suonare la campana. Allora quando suonano la campana, noi che la sentiamo dalla cucina, ha detto chi suona la campana paga un giro. Beh, una bella tradizione. Allora Renata, sabato cuvem e passaran più di 500 pellegrini da Sapado e fuori. C'è che pare di speciale, perché in monte come energetico un viaggio si parecchiavo l'ubrocial col vim neri. Beh, il brodo c'è sempre, difatti la mattina già quando passano arrivano alle 3:30, alle 4, poi c'è chi arriva anche perché sembra che devono correre, ogni tanto non si riesce neanche ad andare a dormire e chiudere perché si vedono già le luci per accogliere alla meglio i nostri pellegrini. Io faccio il brodo per tutti quanti con il tè la mattina, poi alle 7 prendono, ripartono, il giorno dopo quando tornano, insomma, chi ribeve il brodo e chi magari gli prepara un buon pasticcio, una buona cosa da mangiare, insomma, come sempre un bel ricordo, insomma. Insomma, passai da chi al Calvi che la cucina è sempre da vierto e gli stuoi sono sempre un grum ospitale. Ma speriamo bene, sì, grazie. Volevo precisare, quel brodo è unico per tutto l'anno, perché cucinato lentamente in un grande pentolone, guarda, è un brodo stupendo. Su spolerta legnos. Legna.
Allora vim la fortuna che le arriva su vuio a pe, l'uffi de Guido Alpino Luigi Pachner. Ecco, insieme che con Giorgio Pachner, una persona meravigliosa, sempre contento, adesso l'energia del mondo che si è trasferita tutta a te. Allora, io ti riguardo di questo rifugio, considerato che tuo pari Luigi Pachner lo ha gestito, mi pare, dal 1953. Cavolo, nel 53 può anche darsi. Nel 53 sì, forse sarà, sì. No, ce lo garantisco perché che de diavolo che lavorava qui sotto e mi hanno detto che si pensavo di toppare con la moto che portavo sull'UV. Sì, era una moto di quelle, mi ricordo, ancora della guerra, con gli attacchi della mitraglia sopra, una BSA inglese, me lo ricordo se mi parli di moto. Certo, la prima intervista sono emozionato, non so come risponderti. Sì. Ma non tu hai problemi, che tu sia socievole. No, spero di essere socievole. Avevo sempre 4 più in italiano, spero di spiegarmi bene. Allora sì, avevo 9 anni circa lì intorno, io non so fare i calcoli, avevo 4 più anche lì in matematica. Però so che siamo venuti qui, papà era amante della montagna, lui amava 2 cose, tanto, le arrampicate, la montagna, il buon Dio e i libri. E la femmina? Insomma, li preferiva quelle tedesche che venivano qui ogni tanto, ma comunque dai, conviveva bene con mia, anche se bisticciavano tutti i giorni. Mia mamma era friulana di Campeglio e tuttora vive e sta andando verso i 4 anni, più 100, perché non ho... No, sta dimmi che tua Maria ha 104 anni. Sì. Ma tuo pare è morto a 93 e tua Maria anda a 104. Sì, è morto a 93 perché fumava 2 pacchetti di sigarette al giorno. Se no saresti qui. Senza filtro, perché gli rompeva il filtro, se no sarebbe ancora qui lui, sereno. Sì, io purtroppo ho una sorella che me ne se ne... Quella dovevi fare l'intervista, quella che era meravigliosa, aveva una dialettica. Comunque dai, qui io mi ricordo, siamo venuti su qui e mi ricordo passavano i cavalli di Turo, di Forni a Voltri, 2 bestioni enormi, bianchi, splendidi. Col chiara porta su Savalon pe diavolo. Sì, col carro e con la slitta hanno portato sulla stufa economica che l'ha messa alla Lo spolert! Sì, spolert del papà che ha speso un sacco di soldi a comprarlo, bianco era il spolert, cavalli bianchi, la slitta grossa, sono arrivati fin qua dentro. Denti vai! Sì, coi cavalli e poi da qui coi rulli l'abbiamo portata e piazzata lì. I cavalli poi passavano di qui perché questa porta era grande. Quella della stalla che era più indietro, per questo rifugio è fatto a T. La stalla era lì che poi è passata a cantina in seguito. Ma perché avevi l'ucciuot? Perché? Perché abbiamo? L'ucciuot, la stalla. Sì, c'era la stalla. In origine era sempre la stalla. Dietro sì, la cantina c'era la stalla. Però i cavalli, quei grossi, non passavano lì e quindi passavano di qui senza problemi e senza salutare e andavano lì e dentro in stalla. Qui c'era, poi cosa? Papà si è messo subito a lavorare, siccome per andare ai piani di sopra le camerette si passava dietro, c'era un sentierino, si passava come i vecchi fienili e si passava al piano di sopra, papà lì ha fatto una scala in legno ben fatta, sotto avevamo i gatti, ecco, e sopra poi sulla parte a T lunga c'era tutto il pagliaio dove la gente dormiva, stava più volentieri nel pagliaio. Ah, tal fema stavo, non era stramas normali. No, nel pagliaio, dormivano lì vestiti, sì, uomo e donna, tanto che un signore, mi ricordo sempre, l'amico di un signore ha detto non scorreggiare così forte che ci sono anche le donne nel pagliaio. E lui ha detto non ti preoccupare che ho 2 paia di mutandoni. Boh, ma allora tornando a Nestri, rifugio la Quarto Grande e non avevi a spiastrellos in marmo, c'è candere. Qui era terra battuta con un po' di ghiaia, là dentro era un pavimento fatto male in legno, qui anche l'unico pavimento in cemento bello colorato di rosso era nella stanzetta di là dove papà teneva le sue conferenze perché lui parlava molto bene, non come questo figlio mal riuscito. Lui parlava molto bene, sia in tedesco, venivano di là i tedeschi e lo ascoltavano,
di tutte le sue avventure e salvataggi che ha fatto in montagna. Poi è stato a un certo momento decorato all'Ordine del Cardo per i salvataggi che ha fatto in montagna, che anche qui lo chiamavano di notte, soprattutto coloro che andavano a raccogliere le stelle alpine, scivolavano in quei canaloni. Mi ricordo i medici quando li portavano qui feriti, per ore toglievano tutti i pezzi di roccia che si erano incastrati e poi giù. Così il mio papà. Poi sul rifugio niente, c'era già la cava in funzione, che funzionava sia giorno che notte, lavoravano quelli di Forni, i loro discorsi erano in base a bestemmie. Nostina contadu. Sì, ma sempre prima di parlare una bella bestemmia, perché se no non potevi fare il minatore, ma loro erano tutti molto vicini a Dio, la bestemmia era come per avere un'idea su cosa dire. Ecco, io invece mi pensi che quando ero giornato di Casum, venne stai come ieri, slavinavo, all'ero mondo con la fisarmonico che suonavo e arrimbombavo las notas di armonico in tutto la Valado. Tu non tu eri in quel viaggio? No, perché io mi ricordo che la fisarmonica era rossa ed era sempre posizionata su una finestra e quando venivano su 2 volte alla settimana Mili e compagnia di Forni, a volte che non me lo ricordo più chi era, venivano qui e Mili suonava, aveva due occhiali come 2 fondi di damigiana e bevevano al lume della candela, perché qui non c'era la luce e neanche l'acqua. Allora noi avevamo le candele per i primi 2 anni, poi con la tecnologia hanno portato sulle bombole e c'erano queste lampadine con la retina, bastava un soffio, uno che faceva un rutto e la retina, eravamo al buio. E questa era l'ultima. L'acqua la si portava, io portavo su l'acqua, qua giù c'era la fontanella, una fontanella e si portava su col Buvinci. Ah, e Cialdea. Giorgio portava su che era forte. Papà veniva su con questa moto, andava giù 2 volte alla settimana a Sappada a fare le provviste, il pomeriggio arrivava su che già incominciava a brunire, eravamo in 3 fratelli, io ero il più grande, io con le sorelle andavamo giù sotto la cava del Marmo, c'era una baracchetta dove papà parcheggiava dentro la moto e papà ci dava un po' di peso a tutti, io riuscivo anche a portare 10 kg in quella volta e ci veniva su felici io, papà e le 3 sorelle a portare quel che serviva qui così, insomma. Giorgio, cosa se viene avuto lo stesso frigo? Io dediavo e tu da rifugio. Io dediavo dal 64, avevi la grande lavino che veniva aiuto al Peralba. La lavino a s'ingrumavo a bas e noi con uno casso di leme te vendenti la chiar perduto la settimana. E voi c'è frigo avevi, so? Oh, io non mi ricordo, so che dietro la stalla, no, sì, qua dietro c'era una roccia tra rifugio. È brava, questo, ma vedi che non mi ricordo, mi dai tu le idee di io, poi io non badavo a quelle cose lì, dovevo giocare qua su, ero con gli alpini, era qui tra il rifugio e la roccia c'era un'insegna, una specie di bunker piccolo e lì mettevano tutto il burro e che il burro una parte faceva mamma qui. Era dentro sulla roccia. Sì, sulla roccia proprio. E il gabinetto non era dove adesso, era lì su un'altra roccia, dove lì naturalmente... All'aperto. All'aperto, sì, sai che bello, la gente era felicissima, con la corrente d'aria, era una bellezza che adesso non esiste.
Allora Giorgio, Dimmi, si cara. saltati fuori dal rifugio perché vi Bestia, con questo un freddo. anfiteatro stupendo. Penso il 1 di settembre la spolverado di Niof sul Peralba, ma io mi pensi 25 di settembre del 1966, quando il rifugio era gestito da Boccinga Giovanni Ninile. E mi ha detto, e ci porti sul Peralba insieme ai miei fruits. Ero Daniela, che che lavora a Sappado, e Walter, che all'ero di polizia che purtroppo è scindellato. Allora io ieri alla Iua Baschi avevo il prefabbricato di Diavo e mi dice, sarebbe il tempo, tu squadri a Buinoro e tu ven su. Come segnali ti me l'ufferal di fuori del porto da rifugio. Se tu giochi la luce e tu ven su, o se no, non lì. E hai veduto la luce squadra Buinoro di che lontano 25 settembre 66 si sono su, solo. E non ha portato sul Peralba par di devor. All'estate, il primo e l'ultimo viaggio che sono là con questi frutti. Io avevo 17 anni e mi avevo contato che si vedeva Venezia in lontananza. Arrivato su al Cricavolo di e ho veduto la Val d'Algail, Lucau e San Laurinc, las primos luz che al Cricavolo di. Un rubo bielo. Venezia era stato il mio sums di poema che era uno grande nebbio. Io non sai se toppari al varà veduto Venezia a che tims. Secondo te, da insomma per alba scioghe Venezia? Bah, Venezia non so, a volte se bevi alla sera parecchio, forse al mattino se sei su vedi Venezia. Ma mio padre mi ha detto forse appena in lontananza un po' il mare o qualcosa così, ma non si vedeva bene Venezia, invece si vedeva molto bene la Vetta d'Italia, il Grossglockner, il Mühltal e tutte le altre zone, quelle ci voleva una giornata molto limpida. L'unica cosa che mi ricordo qui che ho mai visto in vita mia, l'aurora boreale. Era rosso, era bellissimo, la mamma ci ha chiamato a vedere questo rosso profondo, l'aurora boreale, la prima volta che l'ho vista. Un spettacolo. Sì, ecco, tutto qui. Giorgio, Venezia. però tu mi hai detto che la visa se ha fin tra mai sotto Crez, sì. che avevi da svacchio. Sì, qui non veniva una spolverata di neve, qui veniva anche mezzo metro di neve, come adesso tranquillamente, ma anche in agosto. E allora avevamo 2 punti dove si andava a falciare per le nostre amiche mucche, che ne avevamo 2. E tu là che sa lo diavo? Le mucche? Le mucche, lì ha fatto la stalla, lì il papà, una splendida stalletta. Poi perché non prendano freddo il letame glielo avevamo messo dietro per isolarla. L'unico errore che ha fatto, la porta l'ha presa giù nella stalla a cima, l'ha portata qui col telaio e quando venivano giù dal passo Oregone, grosse là, pian pianino, si incastravano sulla porta e non riuscivano a entrare perché erano grosse. C'era poi il maiale, che era il nostro amico, mamma mia, era fantastico, camminava qui fra gli alpini, grosso, tutto quello che non mangiavano gli alpini e gli avanzi al maiale. Ogni 2 giorni veniva l'infermiere militare a dargli la purga. Poi bisognava stare attenti dove mettere i piedi. Aveva sempre caldo, come le donne prima di andare in menopausa, e si metteva sempre dentro. C'era un bel lago qua sotto, che non c'è più, non so perché è scappato via quel lago. E c'era tutto il nevaio e il laghetto sotto, c'erano anche le oche e il maiale dentro il lago per un bel po' di giornata. Forse aveva un po' di reumatismi, col fresco gli passavano i reumatismi. E là un'oca o 2 sopra la sua schiena. E poi veniva qua per l'ora del pranzo il maiale, l'acqua non era in rifugio, l'acqua, andavamo qua sotto, qui c'era una fontanella e si aspettava che il secchio si riempisse nei momenti che non c'era tanta pioggia e così, e io portavo sui secchi d'acqua. Alla sera si andava a letto tutto, io e tutti quanti con la candela si discuteva. C'era romantico. Sì. Dopo 2 o 3 anni con le nuove tecnologie come
tu Tu hai spiegato prima. sì, c'era la bombola del gas, mio padre ha tirato alcuni tubetti e c'erano queste lampadine che davano molta luce, però un starnuto di un tedesco o un ruto di una tedesca si polverizzavano e eravamo di nuovo al buio. Nuova tecnologia. Ascolta Giorgio, fin quando toppari per troppo stagione sei gestito il caldo? 12. 12 stagioni. L'unica cosa che so di certo, 12 anni, poi mia mamma era giovane, si è ammalata, io non so la malattia, comunque aveva le tonsille che non andavano più, ha compromesso il sangue, l'hanno portata qui i militari giù con la barella e poi l'hanno operata a Auronzo e da quella volta abbiamo mollato il Calvi. Però da giugno fino a... Dal mese di giugno fino al mese di settembre? Sì, fino al 15 settembre, anche qualche volta di più. Si stava su, la strada naturalmente era bianca, non venivano su le macchine, la gente partiva a volte dal De Gasperi per arrivare fin qua, gli veri appassionati e gli altri da cima. Allora ci conti la mia avventura. Noi arrivavi in su dal mese di mai, quando non ero niof, o quando scendavo via, fino in ottobre. Dal 66, ievi ai primi di ottobre, mi metro di niof, probabilmente i altri sceris gelati. E l'avevo fatto a pesce fendint 10 metri di niof. Sì. La monte palestro di Vito, c'è di. Sì. Difatti c'era neve. Papà, mi ricordo, arrivava la campagnola di un vigile, non la campagnola, la Jeep Williams, fino sotto la baracca del papà con le damigiane del vino e papà uno alla volta, noi si faceva qui sui nevai, io facevo le piazzole affinché mio papà con la damigiana, erano 60 kg, si riposasse. Oltretutto forniva mio papà la casermetta su della finanza, allora tu sai che c'era ancora la casermetta della finanza che adesso erano sempre 8-9 finanzieri per controllare i confini e anche in quella volta c'erano i nostri che venivano a comprare in Austria cioccolate, i contrabbandieri. E hanno preso uno, mi ricordo, la finanza, un certo Giuseppe, noi lo chiamiamo Joseph di Cima, che aveva 70 kg di roba. Ma contrabbando di c'è? Macchinette per accendere a benzina, le falci, sigarette, un po' di tabacco e così, e l'hanno portato giù a Baldenic, a Belluno, l'hanno tenuto 10 giorni. E poi alla fine il comandante gli ha detto: ha visto cosa vuol dire non lo farà mai più? No, ha detto, questa settimana non è il caso. E dopo vi chiacchierà di questo personaggio leggendario che era Luigi Pachner, che a chi vi in Giorgio, lo Sofì, che riguardo la sua avventura, vi venne la fortuna di vio Riccardo del Fabbro. Ieri oltre 60 anni che al fornia voltri hanno arrivava uno Guido bello, giovane come te Riccardo. Allora, come io ricordiamo, 1934, quando Luigi Pachner, insieme a suo fratello, aveva davvero un vio a là. Praticamente noi vediamo in su quando avevi 20 anni, diciamo che il Peralba è stato una mescola di Vito e per diventare guida alpino. E la mia ripeti tutti questi itinerari di che non hanno preceduto, no? Non mi piaceva tanto sapere la storia di questo Mons e Luigi Pachner e suo fratello sono stati sicuramente che hanno rappresentato l'alpinismo delle Alpi Carniche, specialmente comunque delle zone di Sappada. E sapevi di questo via che era su per quel gran crestone che viene qui di fronte, là, che sembrava che l'avesse
concluduto attaccato dal 34 e concluduto dal 36, da un libro di Roberto Mazzilis. E noi volevamo fare la prima ripetizione. Quando si arriva... Tu e disin, tu e tuo frate Daniele, e tu avevi 22 anni e Daniele 20, eri proprio giovens, senti inesperti, incoscienti. Sì, ero nel fior della gioventù e quindi pieno di morbin e si poteva là da pardut. E comunque il biel di questa storia è che quando si arriva starono forcialuto là che sono che i versa lassù e vi inchiattato uno giacchetto e non sapevamo che poteva essere. Dopo continuando a salire mi c'è stato dei clouds finché a un certo punto c'è stato un cloud con un gran moschettone, un cloud vecchio e gli ho detto a chi qualcuno ha calato, no? E gli ho letto il cloud e gli ho detto come io da Luigi a domandare c'è mai che sono lui che è cloud, che era questo giacchetto. E lui mi ha spiegato che praticamente da quel cloud lui l'era colato, suo fratello l'avevo tenuto, però dopo la guardo era messo a lungo e è arrivato proprio fino a che la giacca. Quindi è suolato per 15 metri, sempre un tic frenato. E io avevo rolla di ambo, vedete con una frattura esposta. E noi che team di soccorso alpino non esisteva e non si sono perduti d'animo e suo fratello l'ha calato proprio da qui di fronte perché il prazza e con la guardo con uno soglio di chianai poi c'è molto dopo che il viaggio le ha intorno alla vita con uno gambo rotto e l'ha chiamato aiuto che ero gli alpins con i mui che la portavo sul materiale l'hanno chiamato su che smush portati un tocco, dopo l'hanno chiamato per un carretto e portati fino a Tumieci. Allora c'è per la Corriere a cima però. Sì, dopo sì, però comunque veramente una bella storia. No? Noi dopo i siamo tornati, noi un altro viaggio per finire questo video che avevo attaccato, che dopo la vin dedicato ai fratelli Pachner, visto che erano i fratelli del Fabbro, fratelli Pachner, ero tramandato un tic questo... È stato un biel dopo... Ma dal 2002 sono tornato a 10 anni? Sì, dal 2002, sì. E sei stata contenta, Luigi, a Savio, quando ero cacudun, che lavo in davanti. Giorgio, avevo altri pensieri, che non pensavo di fare la guida. A manco il cacudun, che lavo, devo la sosorma. Sì, lei sta contenta che avevo portato il cloud, ci pensavo benissimo dal moschettone. Allora un moschettone che dei pompieri, perché mi contavo che lui per comprare la roba non avevo. E quindi dopo questo soio da fen, i cloud si faceva a mano, i moschettoni si recuperavo, tutto roba un tic così. E dopo mi ha attaccato a contare, è stata una giornata intera da lui, di tutte, che conoscevo, da comici, Gervasutti, è stato veramente un gran bel giornale che hai passato con lui. E dopo mi dicevo che da che frattura i medici avevano detto che lui non poteva più sciare, che allora non c'è maestro di sci e non avresti più potuto là in monte, invece l'ha continuato fino a 80 lì c'era Giorgetto, più di 80 anni che sciava, là in cima alla Vierto uno via, come ce l'avevi tal libri ahí dal rifugio, in cima tutto un torre a Cavaliero che l'ha chiamato Torre Calvi, che ha avuto come lenti libro dal rifugio, che sono storie che sono rese un tipo perdute, che non si sa. Per fortuna che viene la televisione Cerniello, così i sanducci che hanno fatto. Beh, tu non spiego dopo las mons, ma Giorgio, c'è riguardato tu di toppari quando avevo rotto che sto giambo, ci pensi tu? Poi nel 34 se no che tu eri nasciuto, pensi di no? Sì, ma che ci contavo? Ma lui raccontava poco di queste cose, si vede erano brutti ricordi per lui. Lui mi raccontava, come ho spiegato bene la guida alpina, lui aveva grandi dolori quando l'hanno portato giù col carretto per questi 9 chilometri fino a cima, perché aveva anche delle costole rotte e grandi dolori, e poi lui ha spiegato bene, ha fatto un anno all'ospedale di Belluno. E il primario gli ha detto: guardi, lei non farà più né il maestro di sci né la guida alpina, si accontenti, però la forza di volo sì. E fin quanto ha sciato? Ha sciato fino a 87 anni
A 87 anni poi lui preferiva insegnare alle signore, si trovava bene con loro perché lo ascoltavano anche, sempre con la sigaretta in bocca, e poi a un certo punto è caduto e non riusciva a alzarsi. Un altro giovane maestro di sci l'ha visto in difficoltà, l'ha alzato, è arrivato a casa, ha detto alla sua moglie: da oggi è chiuso lo sci, si appendono il chiodo questi sci e basta, quando uno non arriva più a alzarsi è ora di finirla. 86 anni. Allora con questo prezioso guido che è Riccardo Del Fabbro non spiegherà che smons che mi fa venire un'emozione unica. Spieghinos c'è mons chi vin. Beh, qui di lavori noi viene il Picchia Denis, che è un monte che andiamo via la schiera Solero che va su proprietà al Miec, che io l'ho fatto piviazzi, infatti c'è la prima invernale, è un monte che a me mi è sempre piaciuto. Fin insomma. E dopo viene a sinistra, che via viene a il dente del pesce cane, che ci ha ieri avviato un par di itinerari. Sì. Complimenti. Tra cui un ci è dedicato a Renata. A Renata. Beh, alle Biel che un uomo al dedichi uno via e so femmino, dai. I dischi sono su turnos. Io ti arniei, ma io sei proprio contento. E dopo viene il Tia Denis, che sono le svies di Pachner su questi itinerari qui, uno classico della ferrata del Tia Denis, che fa tutto la Cresto. Il Costone Einard, che era la prima linea italiana, che veniva tutto che strinceos, là. Il primo guerra mondiale. E dopo la via viene tutto il gruppo da Rinaldo con i vari campanile Luisa, che è il PBL tal Miec, dedicato a Luisa Fanton, che era una grande alpinista. Che paesaggi in lontananza? Allora io vengo la Val Visdende e peccato che non ti nulla perché se noi vedremo in tutto il gruppo del Popera, Sorappi, Sfin e Marmolada di Dolomiti. E dopo viene il Peralba con le torre Peralba, Torre dei Fiori, tutte le varie torri qui di davanti, ci ho clavetto dal Peralba sblanchiato di Nio. Ascolta Riccardo, tu c'è mai a tu pensare di diventare guido alpino? La passione di sicuro che l'ha trasmettuto Topari all'avo in monte per il team Palero Cecalero, e per diventare guido alpino c'è tocchi e fa. Buono, lei un mistero che tu lo scegli, è una roba che ci viene spontaneo, sì. Sicuramente ci vuole tanto passione, dopo i corsi sono impegnatissimi, perdi tanto tempo, stai devora che scorse, però sicuramente vale la pena, no? È una roba che mi è venuto così, come che ti senti in Giorgetto Calzuno, a lui sarà venuto una roba. Sono talenti che ti ha al cuore virtù. C'è una roba artistica più che un lavoro, lo consideri, no? Ascolta, tu mi stavo spiegando più o meno la svios che avevo da Vierta, siete Luigi Pachner e tu enti. Ma al dicevo che guida alpino che ero Giobatta de Santa di Fordisoro e a tutti i muovisi che se noi foreste lo porto via tutti i principesti. Andiamo alda a scuvierci voi come voi. Andiamo anche di restare salvari, basta la cerilo. Chiaramente non proprio qui a 5 minuti di macchina, ma se tutta cosa camminava di Oros, comunque andiamo a rubo. E dopo chi è da riguardare c'è Sergio De Infanti, che è stato il primo che l'ha portato il livello dopo i Pachner, il livello più alto sulle torri del Peralba di arrampicata. E lui mi contava di queste svie che faceva, questi scarponi, veramente. Sì, bravo, mi contavo che veniva su quella macchina, che avevo sempre il piccone, devore, la palo, perché la strada era sempre interrotta, eravamo strade sterrate, quindi ai team, se c'è per loro. E noi abbiamo sempre avuto un tiro di riguardo su chi non preceduto, no? E quando l'avevano ripetuto i loro itinerari, si diceva veramente io c'è bravo schiera. Cioè,
Era un rubo. Ma si pensi, Riccardo, è tecnologia che vin comò e tu mi dicevi che Luigi Pachner scalava con uno soio, aveva scarpezzi che non aveva scarpos adatto, aveva anche equipaggiamento avendo alla buona di Dio, che non era bene. Esatto, come contavo prima Giorgio, che la rolla questo proprio perché la guardo. Ero là dove avevano quadro, le hanno invito a chi con che la intenzione è spaccato tutto la questo, quindi se non avevo la imbragatura come ero avevo veramente coraggio ad affrontare certe imprese che sono imprese. Ecco, il fatto di vivere nata incarenata, di condividere la stessa passione tra uomo e femmina. Pensi che siete una roba unico, io c'è caloroso che è. Renata, io ho sentito come che Riccardo Tom ti ha dedicato un ovvio, una roba meravigliosa. A me e a mia sorella Marzia, la Reni e Gufix, sì. Ecco, l'hai fatto anche tu in mondo. Sì, quando posso andiamo a arrampicare assieme. Mi porta. No, tu a sporo. No, sono tranquilla. Ecco, come ho dato che è fresco l'aria, Anna hanno portato fuori un bel teco room. Tu vai a scaldare il tuo strumento, cioè non farai sto sentito. Oh, ti faccio, siccome era un strumento che serviva all'epoca, diceva mio nonno, per comunicare tra donna e uomo, tra una valle con le pecore e la valle con le mucche, ti faccio un suono così di quello che mi ha insegnato mio nonno. Va a scaldare lo strumento Sì, intanto. strumento che ho fatto io. Ence, in Celen? Abete. Ecco, Avete. Se avete di alta montagna, Va bene. sui 1600. Ecco. Vado a scaldare. I cittadini sempre di fuori il rifugio Pier Fortunato Calvi, a 2160 metri di altezza. A dire la verità, le proprie frio, di grazia che Anna hanno portato fuori un buino scgnappo. E Giorgio ha suonato che strumento meraviglioso che lui stesso l'ha fatto. I cittadini qui anche con Lili Tamussin, nasciuto a Parigi, però da genitori sculinoz, lo primo viaggio che tu sei arrivato a Cassum. L'impressione, io che sto smonze, vin che rojo l'epilobio, e vin sentito Giorgio suonare e l'ecco rispondere.
Che emozione sa t'avut, Lili. È indescrivibile. A mi sa meo di essi tornato piccolo, frutto, insomma. A chi asci è solo l'umont. I sin pials cu las mons cu son di front. È incredibile. E poi con questo int. Uno int veramente così godibile che ha fatto rubo stanti impressionanti come Riccardo che l'ha orchestrato. Anna che tenga chi e che gli è tan caro, asci entra perché il rifugio asci è circondato di affie di amore e non lo si conosce. E Giorgio però che è inestinguibile, inossidabile. Il presidente dei matti di Cima. Ecco, e sarà così e di graccio. E veramente è uno giornato. Forse hai pensato buon'ora, i pensioni buon'ora, che è la giornata più bella della mia vita. Ed è sempre la giornata più bella della mia vita. E questa qui è la più bella giornata, delle più belle giornate che hai vissuto in vita mia. Tu tornerai a Parigi con che sbirri guarda. Frio sì, ma un spettacolo. Io che screto sai, e sto l'umont, la bandiera, che personaggi sanceri, generosi, unici. Giorgio. Sto bene fra 3 ragazze qui. Non ho neanche freddo a dir la verità. Sto benissimo. Starei qui fin sera alle 4:30. Anna. Io sono felice di avervi qua oggi. È bello tutto. E sono contenta. Grazie ancora. Riccardo, ti ho girato il mondo, ma è una giornata unica anche per me. Ma sì, bellissimo giornale, solo tutto per non dismentearsi, c'è l'estate, c'è lei e c'è sarà. E con la bielo armonicado di Giorgio Pachner e finì che sto bielo giornato e si arrivato a buon'oro che le russariali come avevamo un di nebbio però le monze sono sempre maestose e bielos. Noi diciamo un grazie di cor e parola a chi gli stur da rifugio e a chi è più giovane. Renata, e vin chiacchierata di storia da rifugio, vin chiacchierata di sguidos, e vin sentut per fin suonare, oltre che l'armonico, che il solito strumento svizzero. Dopo non spiegherà Giorgio. Una bella giornata. Sì, è stata una bellissima giornata e grazie a te che sei venuta su. Grazie a Giorgio che è venuto su e c'è la Gianna e Min, i nostri amici che si fermano qua un po'. E speriamo che niente. E scusa se ti passi davanti. Allora lì a Parigi non passai che sto giornados, c'è di tu? Si passa in altro rubo, sa, può succedere perché quando c'è tanta alianza a Parigi, sa tu. Gli italiani si fanno festa così, tac. Dicevo, Anna, sa me che vi si è venuta a fare festa per noi. E vi fate due feste per noi. E io non rubo che viene fuori spontaneo così, sa me che nasce del mondo.
Al vende al cor, Anna, c'è detto che sa, alle quasi 50 anni che tu sei a casa, ma mi resta al cuore in te a me che sto giornando, dopo quasi 50 anni, a chi so dal rifugio. Qui è sempre allegro, siamo felici noi e penso anche la gente, e questo si vede oggi perché oggi è come una festa. Bello, sono contenta. Ettore, in vidin, qui che non si inta, venite rifugio, sta passando una giornata particolare di rifugios, perché vuol dire sostenere qui che gestisce rifugio, se no non sarebbe snuio. Ma fai ben venire su, qualche a fa fiesto. E non abbiamo problema si fa fiesto noi. A mia detto Ettore come devan che la 12 ne vuot, misclicias con la tiarnio con for, tante son dos fios maridados al for, e dopo l'ultimo nasciut, quante se nasciut? 2 mesi fa. Ma penso, diciamo tu sei nonno 12 viaz. Bisnonno 14. Bisnonno, e non è finito qui. No, è andata a È andata qua. Riccardo. Ma si più bello c'è tassi dei mons così, questa bella giornata, una bella compagnia, e ci di dici. Cristian, tu sei giovane, tu hai in mano il rifugio. E vari da essere ogni di così. Insomma, meglio di così si muore, no? No, va bene così, grazie della bella giornata passata, tutta compagnia e... Sì, guarda, E che due vi leggiamo, se c'è bien il grimal, che la dontre calveni. I vini tu mieci. E tu miei. Casù tu también che mai. Te capital de Ciarnio, che non sempre to le spalcun, c'è che tu vas facita a casù. Sì, casù también. A casù i vini perché 10 anni fa il margno febbia. Allora, come ogni anno viene su. Ben fumato, e lascio la capitale de Ciarnio per si occorre. Sì. Saluti solo madre, grazie. Giorgino, ma io chi là che tu hai imparato a suonare il corno. Sono emozionato oggi perché è la prima volta alla mia tenera età che mi intervistano. Comunque chi mi ha aiutato è il spirito del suo figliolo e quello del mio papà. Ma dai. E mi ha detto nelle piccole cose ci sono le grandi cose. Beh, alle bielle ricordanti che chi non sono nati. E grazie di cor perché sto spirito sempre all'ieri che tu hai. Che tu hai suonato il corno, l'armonico, che tu hai imparato a suonare musica. Non niente, vado via un po' a orecchio così, sì, alla buona. Mio padre ha detto, Madonna, e sono il peggio riuscito della famiglia. Allora, Giorgio, ogni muscia le bon suona con spartiti in man. Suona vorello, tu hai una virtù in più. Sì, cosa vuoi? Adesso non so proprio cosa dirti, insomma. Mandi e venite al rifugio Grazie cara, sì, è stato bellissimo oggi, veramente. E vi l'ultimo scioro, no? Ecco, e lì è di tu mieci. Sì, sei la femmina di quel che Hai capito? Ma è il capitale di Ciarnio, in lì, oh? No, io ogni tanto ci arriva di tu mieci. Ma tu mieci o periferia? Tu mieci. Ah, tu mieci. Bom, è con la capitale di Ciarnio, con sappado, vignudo in furlanio, su diciamo un mandi, con una bella armonicata di Giorgio. Grazie di cuore.